io non sono proprio un fan di questa soluzione, nel senso che se servisse per portare gli albanesi che abbiamo pairezze da notte che va a rubare nei casi, portiamo avrebbe un senso. Francamente così anche la deterrenza, sì, bisogna capire chi sono questi che partono, cioè è gente che ha visto la guerra, la fame, ha visto la famiglia trucidata, figuriamoci se questi qua si fa fermare perché tu dici che te metti un hub in riva al mare in Albania, cioè è evidente che qui il tema vero è che noi abbiamo due grosse criticità. La prima è sentire la Schlein che dice che l'Europa non c'è, quando lo dicevamo noi sembrava una bestemmia in chiesa, l'Europa è inesistente, è un fallimento politico assoluto e tu gestisci il tema dell'immigrazione solo se lo gestisci con l'Europa. L'assessore leghista Roberto Marcato non usa giri di parole per esprimere le sue critiche alla scelta del governo che ha annunciato che a gennaio intende riprendere il progetto dei trasferimenti e trattenimenti dei richiedenti asilo nelle strutture albanesi. Dopo il vertice a Palazzo Chigi di ieri tra Giorgia Meloni e i suoi fedelissimi, la Premier esclude il ritorno di Matteo Salvini all'interno, nonostante la chiusura positiva per il leader della Lega del processo Open Arms. Se i centri albanesi rischiano di essere un tema divisivo nel centrodestra, il tema della riforma della giustizia ricompatta lo schieramento. Noi abbiamo un sacco di leggi, ma qua servirebbe una riforma complessiva del sistema delle giustizie, altrimenti tutto diventa inutile, le leggi non sono efficaci, la norma penale non ha efficacia, perché serve una riforma della giustizia, ma questo paese qua è irriformabile. Senza una riforma vera della giustizia e senza l'Europa l'immigrazione non la gestisci e sarà sempre peggio.